Continua il controllo del conferimento dei rifiuti da parte della speciale squadra ecologica della Polizia Municipale, guidata dal colonnello Gaetano Di Giovanni. Nel periodo compreso fra l'8 e il 14 febbraio sono state accertate oltre 22 violazioni per abbandono irregolare di rifiuti, 71 sono state invece accertate per conferimento dei rifiuti senza il mastello o per errata differenziazione, mentre 76 violazioni sono state accertate per violazione al codice della strada. I controlli, come si vede, non si fermano mai, ma c'è gente che ancora preferisce rischiare di pagare 600 euro di multa per non mettersi in regola con il servizio di raccolta dei rifiuti. Ma è giusto che si sappia che i controlli continueranno senza nessuna interruzione, per cui il rischio di venire scoperto è sempre dietro l'angolo. Intanto Mare Amico denuncia come ad Agrigento gli incivili non sono diminuiti, si sono solo fatti più furbi. Invece di abbandonare i rifiuti per strada, ora lo fanno in maniera chirurgica fuori dai centri abitati. A tal proposito vi mostriamo un video girato da Mare Amico nella zona industriale di Agrigento.